Prego io. Buongiorno a tutti, buongiorno al Presidente, sono Ivan Fabris, artigiano e indipendentista da sempre. E a un certo punto la mia strada indipendentista si è incrociata con Gianluca Busato, che ha ovviamente tracciato una strada molto più lunga, e mi sono unito a Plebiscito. Ed oggi sono qua per illustrarvi un'idea previdenziale che potrebbe essere un progetto della Repubblica Veneta. La ricchezza delle pensioni nella Repubblica Veneta. Con questo documento si vuole evidenziare come le pensioni non saranno più un costo, ma bensì un'enorme ricchezza per la Repubblica Veneta. Partendo dal presupposto di mantenere il costo del lavoro attuale, la paga minima lorda di un dipendente è di circa 3.000 euro, con un versamento IRPEF pari al 20%, circa 600 euro, e versamenti previdenziali di circa 750-900 euro, pari a circa il 25-30%. La pensione viene e verrà erogata a coloro che versano i contributi previdenziali e a coloro che rientreranno nel piano assistenziale. Di seguito alcuni dati relativi al 2014 per rendere più chiaro lo schema previdenziale. Popolazione in Veneto 4.927.596. Popolazione in età lavorativa 2.800.000 circa. Popolazione in età pensionabile, quindi over 65, 1.067.000. Popolazione in età non lavorativa 1.060.000. Decessi popolazione maschile e femminile 46.000, 51% maschi, 49 femmine. Attesto a quanto precede, considerata l'età media di vita per gli uomini di 80 anni e per le donne 85, si procederà al seguente conteggio. Ogni lavoratore, versando 750 euro mensili di contributi, il minimo per la pensione, moltiplicato per i 40 anni di attività lavorativa, arriva a 65 anni con un versamento pro capite di 360.000 euro. Considerato una pensione media di 1.300 euro, in 15 anni gli uomini percepiscono 234.000 euro di pensione. Considerato una pensione media di 1.300 euro, in 20 anni le donne percepiscono 312.000 euro del capitale versato. Il decesso all'età media genera quindi un surplus pari a circa 130.000 euro per la popolazione maschile e 50.000 euro per la popolazione femminile, conteggio sulla base del versamento minimo. 130.000 euro per i maschi moltiplicati per 23.460 decessi nel 2014 genera un surplus di circa 3 miliardi di euro l'anno. 50.000 euro per le femmine moltiplicate per i 22.540 decessi genera un surplus di 1 miliardo e 100 milioni di euro l'anno. La cosa cambia se ovviamente la quota mensile è di 900 euro. Il capitale versato sarà di 432.000 euro e quindi avremo che i maschi moltiplicato per circa 200.000 euro generano 4 miliardi 500 milioni per decessi. Le femmine 22.540 decessi moltiplicato per 120.000 euro generano 2 miliardi 700 milioni. In totale avremmo 7 miliardi e 200 milioni di surplus. Versando 1 miliardo
e 500 mila euro del surplus per decesso nel fondo previdenziale è possibile avere una valutazione annua di circa il 6%. I rimanenti 2 miliardi e 500 milioni del surplus andranno versati al fondo assistenziale. Il 50% dei contributi previdenziali possono essere erogati sotto forma di credito ai contribuenti al tasso minimo del 2%. Ogni contribuente può chiedere un prestito previdenziale e gli interessi servono a pagare gli uffici e le spese per la gestione. La percentuale del credito erogato seguirà il seguente schema: 50% fino dei contributi versati ovviamente fino a 30 anni, 40% dai 31 ai 40 anni, 30% dai 41 ai 45 anni, 25% dai 46 ai 50 anni, 20% dai 51 ai 55 anni, 15% dai 56 ai 60 anni, 10% dai 61 ai 64 anni. La percentuale è riferita ai contributi maturati. Ogni dipendente del fondo previdenziale dovrà essere in grado di gestire 5 milioni di euro in modo da renderne 100.000. Considerando che ogni dipendente ha una paga mensile di 4.000 euro lordi mensili, ne rimangono 52.000 annui per la gestione della struttura. Ciò significa che la struttura e il personale non gravano nelle tasche dei contribuenti veneti, ma si mantiene da sé. E poi volevo aggiungere che ogni 10 dipendenti, ogni 10 pensionati a 1.300 euro, no, generano circa 3 posti di lavoro. Quindi 3 posti di lavoro moltiplicati per 1 milione di pensionati, ogni anno avremo 330.000 dipendenti generati da questi pensionati. Per questo i pensionati nella Repubblica Veneta sono una grande ricchezza e non un costo. Ed ora passo la parola a Marco. Buongiorno a tutti, sono Benetteri Marco, buongiorno Presidente, ringrazio tutti quanti di essere qui oggi. Mi riaggancio al discorso che ha fatto adesso Ivan Fabris per quanto riguarda la previdenza. Io sono deputato del governo provvisorio, sono Presidente della Commissione Previdenza e Assistenza. Mi riaggancio anche al discorso che ha fatto Gabriele Berto di quello che sua figlia un domani gli chiederà: cosa hai fatto per me. Noi stiamo studiando un metodo per garantire a tutti qualcosa ed è quello che viene chiamato reddito di cittadinanza, ma che in realtà non si chiama reddito di cittadinanza, ma è un reddito minimo garantito oppure reddito di base incondizionato. Questi sono i 2 termini tecnici per definirlo, che fanno parte dei nuovi ammortizzatori sociali che in tutta Europa vengono già utilizzati. A ben guardare, le discussioni su questo tema vengono da lontano e hanno radici profonde, benché siano rimaste spesso confinate tra gli addetti ai lavori. In Europa gli unici paesi che ancora non hanno adottato il reddito minimo garantito sono l'Italia, l'Ungheria e la Grecia. Il reddito minimo dovrebbe essere erogato per almeno 2 o 3 anni a tutti i cittadini che si trovano attorno a una soglia di povertà. Si tratta di una somma di qualche centinaia di euro che lo Stato dovrebbe dare ai senza lavoro o ai più bisognosi per evitare che affrontino una vita di stenti. È notizia recente a Verona di un 60enne che è stato trovato morto in macchina, non aveva casa, non aveva niente e si è trovato così. Ovviamente per arrivare a questo i costi sono più o meno alti. Dal surplus che ci ha dimostrato prima Ivan Fabris, cioè quei 2 miliardi e 700 milioni,
semplicemente da quelli, suddividendoli per tutti, in coloro che non sono in età lavorativa, verrebbe fuori un rapido calcolo di 200 euro a testa al mese, che visti così sono pochi. È chiaro che l'assegno deve essere dato a determinate persone, ad esempio come viene fatto in Danimarca, dove in Danimarca l'assegno pieno, cioè in Danimarca il reddito di cittadinanza è corrisposto a tutti i contribuenti in proporzione agli anni trascorsi nel paese come residente e contribuente. Significa che loro danno un minimo di 3 anni ai danesi e di 10 anni per i non danesi, quindi per ottenere questo reddito bisogna essere rimasti 3 anni nel territorio danese e aver versato i contributi, 10 anni per i non danesi nel territorio danese. E per avere l'assegno pieno bisogna aver accumulato almeno 40 anni di residenza entro i confini nazionali, nella fascia di età compresa dai 15 ai 65 anni, quindi l'età lavorativa. Chi ha trascorso in Danimarca, sto parlando sempre da Danimarca perché la Danimarca mi è piaciuta come stile di vita e come assistenza. Chi ha trascorso in Danimarca un periodo di tempo inferiore riceve anche un reddito inferiore, come è giusto che sia, non come accade adesso in altri paesi dove il reddito viene dato a tutti e non a chi gli spetta di diritto. Il reddito deve essere dato anche in maniera selettiva, ovvero sia deve essere dato a chi effettivamente non ha più nulla, chi si ritrova senza una casa, senza niente e deve in qualche modo vivere, chi si trova nella famiglia persone con handicap o handicap gravi. Tutto questo deve essere, è in fase di studio, lo stiamo studiando, lo stiamo cercando di esporre in maniera, questa è una semplice sintesi di quello che abbiamo fatto. In alcuni paesi europei anche gli studenti vengono stipendiati dallo Stato perché un paese con un popolo, con una cultura elevata, è già un paese ricco. Un paese che mantiene la sua popolazione, come accade in Italia, dove per studiare io devo pagare migliaia e migliaia di euro per riuscire a ottenere una laurea. Io a 40 anni voglio avere una laurea, devo tirare fuori 15-20 mila euro. In Danimarca questo non accade, lo Stato aiuta. Ci sono sempre casi da valutare, ovviamente ci sono casi estremi dove il governo, lo Stato deve assolutamente venire incontro alle esigenze della popolazione e in altri casi dove la popolazione per sua fortuna è autonoma e quindi lo Stato non deve intervenire. Il totale, l'assegno, quanto potrebbe essere? L'assegno, non è un calcolo che possiamo fare adesso, però partendo dal presupposto di quello che accade in Europa e nel mondo, perché anche in altri paesi del mondo, vedasi Nuova Zelanda, vedasi l'Australia, hanno tutti il reddito minimo che però deve essere anche guadagnato dalla persona che lo riceve. Guadagnato come? Guadagnato partecipando a delle formazioni per essere inseriti nel mondo del lavoro, cioè se io sono un operaio e mi ritrovo a 45 anni, 50 anni a casa, come è capitato, come è all'ordine del giorno oggi, mi devo anche rendere disponibile a studiare, a riformarmi per essere reinserito nel mondo del lavoro. Ecco che in questo modo, anche a 50 anni, non è più l'età, permettetemi il termine, l'età della morte lavorativa di una persona se si ritrova senza lavoro. È brutto pensare a una persona a 50 anni che ha fatto per 30 anni un lavoro, si ritrova di punto in bianco senza nessuna attività, senza nessuna possibilità di continuare. Ecco che allora in questo modo la persona viene comunque aiutata con un minimo reddito.
e deve ricambiare studiando e riformarsi. All'estero ci sono vari metodi di funzionamento, gli assegni arrivano anche a 3.000 euro per famiglie numerose, ma normalmente nei paesi baltici, per esempio, l'assegno rimane un centinaio di euro, 150 euro per i single. La cosa, diciamo che la maggior parte dei paesi, dei governi europei non vogliono rimettere soldi. I sussidi vengono dati a determinate condizioni, cioè quando il beneficiario non ha altri mezzi di sussistenza, non ha risparmi da parte e si impegna, come dicevo prima, a partecipare ai programmi di formazione. In questo caso, se io non mi rimane più niente da fare, lo Stato mi deve aiutare e io devo ricambiare allo Stato, ricambiare in tutte le forme possibili che lo Stato mi deve dare il modo di ricambiare. Le migliori pensioni del mondo attualmente stanno proprio in Danimarca, Singapore, Svizzera, quindi senza andare troppo distante abbiamo la Svizzera qua vicino, e sono tutti paesi che fra l'altro sono anche fuori euro, fuori zona euro. Non ho altro da aggiungere su questo discorso. Grazie a tutti. Marco, grazie. Grazie Ivan. Grazie. Claudio Rigo, dove sei? Segue poi Carlo Beltramelli. Invito ancora chi desidera